Meno 8 giorni alla 90ª adunata nazionale degli alpini, le prime penne nere sono già arrivate a Treviso. Tutto è ormai pronto ed il conto alla rovescia è iniziato. Anche la viabilità modificata per il grande evento, una vera rivoluzione che verrà illustrata con alcuni pannelli posizionati in vari punti della città. Da giovedì intanto, all'interno delle mura, tutto sarà bloccato. La festa è già iniziata e giovedì un grande concerto. Vorrei invitare tutti al concerto che verrà fatto giovedì sera alla chiesa di San Nicolò, nel Tempio di San Nicolò, perché è una novità nell'ambito delle nostre adunate, avere un concerto di musica classica, ricordo anche questo di Caduti, con Requiem di Mozart. Fra le iniziative la cittadella militare che verrà realizzata al Patinodromo con l'esposizione di tutti i mezzi delle truppe alpine e l'ospedale da campo. È un ospedale modulare che verrà schierato in maniera parziale, perché dati gli spazi e anche le necessità, che oltre ad essere visibile da chi vorrà visitarlo, sarà anche inserito nel sistema sanitario che è stato realizzato per questo evento. Ma sarà una festa per i ragazzi, molte le iniziative organizzate proprio per loro. Ci saranno dei punti di incontro dove i ragazzi che ci daranno una mano, abbiamo coinvolto le scuole sia per quanto riguarda la gestione dell'accoglienza che per quanto riguarda la gestione poi anche dell'accompagnamento e della gestione delle mostre. Ma per esempio nell'inaugurazione che ci sarà sabato prossimo al Palazzo di Trecento abbiamo addirittura l'orchestra fatta da ragazzi che ci suonerà il loro repertorio. Saranno 3 giorni di festa, di allegria, di colori ma anche di ricordi, perché gli alpini sono la nostra storia ma anche il nostro futuro. L'invito delle penne nere è che tutti, grandi e piccini, vengano a Treviso e l'adunata del Piave, che lo vogliamo ricordare, è stata organizzata da ben 4 sezioni insieme: Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto e Conegliano.